Buonasera amici di Rugby House, missione compiuta, 5 punti a Giulio Onesti, Rugby Rovigo Delta ritorna a Rovigo preparando il match di domenica, finalmente si ritorna a giocare in casa contro il Mogliano. Lo facciamo parlando con i nostri ospiti, parleremo appunto di rugby, ma parleremo anche di aspetti collaterali al rugby molto importanti per le prestazioni. Lo facciamo con il preparatore fisico della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Giuseppe Diana. Ciao Giuseppe, benvenuto. Salve a tutti. E lo facciamo anche con il numero 15, l'estremo rosso-blu, David Odiete. Ciao David, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora David, partiamo da te che insomma hai il microfono in mano, per cui facciamo anche prima. Missione compiuta, tra l'altro tu man of the match sabato a Roma con la Lazio, tutto come da copione. Sì, girone di ritorno, ormai mancano poche partite ai playoff, ogni partita la prepariamo come una finale. Non si possono lasciare punti per strada, quindi quando vuoi andare per i 5 punti è il minimo obiettivo che ci si pone quando si scende in campo. Sono contento del man of the match, è frutto del buon lavoro della squadra. Ecco, la sensazione che c'è stata è che vi siete anche divertiti a un certo punto. Quando il risultato era ottenuto, avete giocato, avevate voglia di giocare, il sole romano insomma vi dà anche l'apertura verso la primavera. Sì, credo che a parte il momento nel corso del campionato, che ormai siamo verso la fine, quindi gli automatismi sono un pochino più rodati. Eravamo a Roma, c'era un bel sole, un campo stupendo, quindi c'erano tutti i presupposti. Tantissima gente. Questo no, ma non ci deve influenzare questo, ma invece le condizioni nel quale è il campo, le condizioni meteo, ovviamente questo è un fattore che contribuisce a influenzare o meno la prestazione. Ecco, Giuseppe, c'è sempre stato un po', tu sei una figura che lavora dietro le quinte, no? Ti si vede poco, lavori tanto, e poi soprattutto in questo periodo, nell'ultimo anno specialmente, il focus sulla preparazione fisica sembra veramente aver raggiunto un'importanza maggiore rispetto agli altri anni. Non dico che prima non ci fosse, però adesso anche a livello mediatico, insomma, c'è tanta attenzione da questo punto di vista. Sì, sia dall'anno scorso che quest'anno come secondo anno abbiamo puntato tanto anche con gioco sulla preparazione atletica. Secondo me è fondamentale prima essere un atleta e poi essere un rugbista. L'anno scorso è stata più pesante perché comunque l'obiettivo era quello di riempire un serbatoio, allargare un po' il serbatoio dei ragazzi. Quest'anno è stato, io dico più semplice, anche se insomma è stato abbastanza duro pure per loro, però è stata più semplice perché hanno raggiunto subito gli obiettivi, nei primi test iniziali hanno raggiunto subito gli obiettivi e quindi è stato più facile, tra virgolette, mettere, io dico sempre, loro mi prendono ogni tanto in giro, il mattoncino in più che quest'anno siamo riusciti a mettere, e dalle prestazioni pure dai dati che abbiamo, che ho del GPS, sono molto positivi. Bene, tra l'altro ti facevo questa domanda anche perché proprio a livello nazionale, lo stesso Conor Oshie ha detto insomma, che dobbiamo migliorare il fitness, le franchigie e tutto il resto, per cui insomma, questo a cascata arriva anche tra noi, poi magari sì. Per te non è che ci voleva Conor Oshie a dirlo, è una cosa che è il tuo lavoro, per cui sappiamo perfettamente. Però è stata positiva perché anche lui ha puntato tanto sulla preparazione fisica. So che comunque lavorano nelle franchigie, lavorano in maniera abbastanza buona e hanno puntato tanto sulla preparazione fisica, cercando di alzare perlomeno il gap che noi abbiamo dal punto di vista fisico. Ecco, dopo parleremo del GPS, di quegli aggeggi che togli ogni volta ai giocatori dietro le maglie. Torniamo a David, ritorniamo alla partita di Roma con la Lazio. Una partita che sin da subito insomma, si è messa bene, ecco, non è che ci sono stati mai dei dubbi sull'esito finale. Sì, abbiamo analizzato come ogni partita ovviamente i giocatori della Lazio. È una partita che devi affrontare dal primo minuto al massimo delle tue possibilità, portare a casa il tuo obiettivo e non dare mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Diciamo che è stato questo, perché la Lazio anche in altre occasioni, come altre squadre che hanno magari poco da perdere mentre sono contro Rovigo, non sono mai fuori dai giochi.
Ecco, tra l'altro giustamente tu menzionavi la Lazio, è un'altra squadra similare, non per caratteristiche tecniche, ma per proprio caratteristiche proprio di squadra, atteggiamento più o meno come Reggio, no? Devi sempre allontanarle perché hanno in qualche maniera sempre la capacità di restare agganciate al match. Reggio attraverso le fasi statiche, la mall, Lazio che ha la capacità di giocare le situazioni, il gioco rotto, quindi ha sempre questa opportunità. Tra l'altro proprio Giulio Nesti ha costruito tante salvezze insomma, nel corso dell'ultimo anno. Voi che feedback avete avuto da questo match? Analizziamo ovviamente la partita in modo a sé stante dalle altre per cercare di essere il più concentrati possibile su un solo obiettivo, quello che c'è il weekend che arriva, in questo caso Mogliano, il weekend scorso Lazio. Ovviamente spostando il focus un pochino in maniera più ampia e trovare anche gli automatismi che ci servono, la fiducia anche nei tre quarti per poter esprimere al meglio l'ottimo lavoro che il nostro pack fa. I palloni sono di qualità, abbiamo la possibilità anche dietro di fare veramente molti danni, quindi dare ancora più imprevedibilità al gioco del Rovigo. Ecco Giuseppe, i nostri ragazzi a questo punto della stagione come stanno? Insomma, tu parlavi della preparazione, no? È ovvio che penso che il finale sia l'aspetto più importante, per cui vari carichi di lavoro, eccetera, eccetera. Qual è la percentuale, chiamiamola così, di forma, se si può definire, ecco? Allora, diciamo che come percentuale di forma loro sono in un buon momento di forma, molto buono. C'è stato un piccolo calo un po' di tempo fa, ma era un calo fisiologico, non dal punto di vista dei risultati, perché comunque certo, abbiamo vinto, diverse, ma certo. anche fisicamente c'è stato un leggero calo, che però questo era, insomma, i ragazzi a qualcuno l'avevo accennato, cioè c'è un calo fisiologico, non si può stare sempre al top. Il lavoro è leggermente cambiato, sia perché era programmato per arrivare playoff e finale, sempre in teoria al top della forma. I carichi di lavoro sono cambiati leggermente, come sono cambiati anche diciamo, gli esercizi, le esercitazioni. Un po' meno lavoro, un po' più sullo specifico. Quindi già dall'altra settimana abbiamo inserito una seduta in più di trasformazione e potenza, che varieremo poi fino alla fine dell'anno per cercare di lavorare il più possibile su delle specificità. Quindi oltre alla ciclicità del lavoro carico-scarico, passami questi termini che non sono propri perché non lo so, c'è un'attenzione sulle variabili che concorrono durante la stagione e voi andate a mettere le mani per capire dove lavorare, come modificare insomma, il lavoro. Questo qua. Sì, anche perché poi ogni sabato sera di solito loro hanno i loro GPS, diciamo i risultati online. In base a quello cerco insieme allo staff di eventualmente, se c'è da modificare, quello che è il training load, cioè la quantità, il tipo di allenamento. Magari è capitato anche in passato di far riposare un po' di più chi ha più minutaggi, ma anche chi ha meno minuti, ma che magari ha avuto diciamo dei dati molto buoni dal punto di vista fisico, cioè ha dato tanto, ha speso tante energie. Ok. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere la vittoria di Rovigo a Roma con la Lazio e poi rientriamo per parlare di Mogliano e di quello che accadrà domenica, ricordiamo domenica qui allo stadio Mario Battaglini. Benvenuti al Giulio Nesti di Roma, 14° turno del campionato d'eccellenza. La FMCZ Rugby Rovigo fa visita alla Lazio col kick-off di Leo Mantelli. Con un buon ritmo, insomma, i rossoblu sono in grado di fare un buon lavoro. In questo momento vediamo ancora Ricky Brugnara con la palla. Che buco che ha preso Ricky Brugnara, attenzione, mamma mia, galvanizzato forse anche dalle esperienze in Celtic. Ricky Brugnara si è fatto avere una buona accelerazione, non gli puoi lasciare un metro, che anche lui, nonostante giochi nelle slot basse e dispari, ha fatto veramente una grande corsa. E adesso ancora una volta Perry, Mantelli. C'è spazio, Majstorovic, eccola qua, finalmente la meta che i rossoblu stavano cercando già da... Leo Mantelli alla conversione, molto bene Leo, mantiene le sue ottime percentuali all'inizio stagione. Portati a terra i giocatori di Joe McDonnell, Killona,
dentro per PJ Parker, fa cercare lo scontro con Ceballos, palla a disposizione, ancora Chillon, Ortiz, un buon buco alle gambe di Samuele, riesce a fare breccia nella difesa, se giochiamo veloce andiamo dentro, Mantelli, ritorna sui suoi passi, Leo Mantelli, la seconda meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, bellissima, portando altri 5 punti, aspettando i più 2 che arrivano in questo momento. Rovigo avanti 14-0, Rovigo ancora avanti, Chillon, ma per PJ Parker, messo giù da Gabri Cicchinelli, Odiete nel ruolo di apertura, l'inserimento di Biffi, ottimo step di Biffi che va per vie centrali a segnare la terza meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, e con la squadra avversaria che si rilassa riesce comunque molto spesso a rimontare i ricicli da parte dei biancoazzurri, quindi ottima la comprensione, e da queste cose qui sono nate ovviamente delle conquiste di palla e degli riutilizzi. In questo momento drive con Momberg che sta cercando di andare oltre, mi sa che ha segnato. Sì. Quarta meta del Rovigo con Jacques Momberg del cecchino toscano, mantiene percentuali altissime Leo Mantelli, evitare la segnatura a Rovigo. Chi lo gioca veloce, qua andiamo dentro facili, vediamo il largo. Odiete, meta numero 5. La trasformazione non è molto semplice, non per Leo Mantelli che mantiene. Si parla di un match molto tirato. De Marchi sull'ultimo blocco, subito a strappare i giocatori rossoblù e immediatamente a spingere verso la meta della Lazio. Cade il raggruppamento, si gioca a terra, Chillon aveva spazio anche lui per andare, ma ci pensa Matteo Ferro per la sesta meta rodigina. Di farti girare il drive in maniera da non essere... Pinini va ad attaccare direttamente Odiete, il calcio di Giancarlini dal box, la corsa velocissima del numero 23 Buonavolontà, Francesco Buonavolontà, che dà la possibilità alla Lazio di segnare la propria prima meta. Mettere insomma un argine all'attacco della Lazio. E l'uomo davanti ai pali, al palo destro. Il pack rosso-blu avanza con grande Vantaggio. Forza e prepotenza, pronti per la settima meta, o meglio ottava meta. Vediamo se c'è l'ottava meta, ancora Matteo Ferro con Mantelli che se ne va con un 100% al piede. Alberto Chillon non vuole essere da meno e mette altri 2 punti, per cui stavolta la presa di Freites, il numero 8 argentino. L'organizzazione del drive laziale, Rovigo cerca di arginare a fatica. Sembra buona la corsa e l'azione dei ragazzi di Montella, della squadra di casa. Nulla da fare, il punteggio resta a 12. La presa di Venco, non contesta e allora scarica. Vediamo se Pasini riesce a giocare velocemente questo Valle. C'è già un vantaggio per il rossoblù ed è un pick and go con meta da parte dei rodigini. Matteo Ferro, la perfezione dalla piazzola e lui non mi smentisce. Grande Alberto. Chillon gioca, PJ Parker va oltre il primo placcatore, anche se insomma il gesto non è proprio quello del placcaggio. Majstorovic muove per Davis, Pippo Cadorini, palla per Guido Barion, commette in avanti, finisce qui il match. La FMCZ Rugby Rovigo Delta batte la Lazio 56-12 e porta a casa 5 punti. Missione compiuta. Bentornati in studio, parliamo di Mogliano. David, non possiamo non partire con te, insomma la tua esperienza a Mogliano è stata un'esperienza crediamo importante insomma, nella tua carriera, un Mogliano che è diverso rispetto al tuo Mogliano. Sì, è vero, è molto diverso. Ho avuto l'occasione di parlare con qualche ragazzo che è ancora nella rosa e con qualche altro ragazzo, ad esempio Andrea Bondonno, che ci è tornato. Cosa ti posso dire? Ovviamente i miei sono commenti che vengono dall'esterno dell'ambiente, quindi sono riportati soltanto dalle considerazioni che hanno fatto i ragazzi. Hanno passato dei momenti un po' più difficili, un po' più impegnativi di quanto magari fortunatamente ho potuto vivere io a Mogliano 2 stagioni fa.
e adesso stanno cercando di portare a termine questa stagione al meglio con le forze che in questo momento sono rimaste. Ecco, si parla, tra l'altro arrivano buone notizie, almeno Rumors parlano comunque di una cordata pronta a rilevare Mogliano, insomma, per dare nuova linfa a questa piazza così importante per il campionato d'eccellenza. È ovvio, magari giocare al Quaggia può essere diverso rispetto al Battaglini, però al Battaglini con quella maglia tu ci hai fatto 2 semifinali, insomma, detta come va detta, no? Quindi c'è sempre un po' di emozione, crediamo, no? Sì, assolutamente. A me fa piacere giocare contro Mogliano, spero di essere convocato, di giocare numero 15 questo weekend con Mogliano, perché non ho avuto la fortuna di giocare la partita di andata, avevo un problema muscolare e questa volta lo faccio con i miei nuovi colori, quindi non vedo l'ora di affrontare questa sfida e viverla a pieno, ovviamente. Un Mogliano che è venuto cara alla pelle nel derby con San Donà sabato scorso. Tanti danno per spacciato, però c'è da dire che Mogliano ha un substrato, ha una tradizione di club che comunque fornisce tanti giovani, l'esordio di un 18enne al ruolo di apertura, insomma è un club che produce tantissimi talenti, per cui non bisogna assolutamente sottovalutare questa partita. Come state preparando questa settimana? Allora, adesso inizio settimana, quindi ovviamente ci stiamo confrontando con gli allenatori, con la parte leader per mettere giù ovviamente il piano di gioco. Noi non ci nascondiamo, diciamo, dietro al dito, vogliamo prendere il massimo di punti possibili da questa partita. Siamo in casa con rispetto del nostro allenamento, rispetto dell'avversario, ovviamente cercheremo di metterli sotto fin da subito, di aprire il gap, di non dargli la possibilità di rientrare in partita e portare a casa i nostri 5 punti. Perfetto, Giuseppe, è venuto il momento di svelare l'arcano del GPS, quell'aggeggino dietro la schiena che vai ad ogni cambio, insomma, a togliere e a verificare. Di cosa si tratta? Allora, i GPS sono uno strumento che serve a valutare, detta in maniera semplice, quello che fa l'atleta durante la partita. Valutano diversi aspetti della performance del giocatore, che va dal totale dei chilometri che lui percorre. La media qual è di un giocatore? Dipende dal ruolo, ovviamente. Dipende dal ruolo, però diciamo intorno ai 7-8 chilometri per partita. E c'è differenza tra avanti e tre quarti in questo? No, la differenza su quello è minima. La differenza sostanziale è sui target di riferimento che ogni ruolo ha, e quindi ogni giocatore in ogni ruolo ha dei target differenti. Tipo, spiegaci. Allora, parliamo di David, che qui parliamo di David. Sì, allora, per quanto riguarda il totale dei chilometri percorsi è un po' generale. Okay. Questi tipi di GPS analizzano la distanza totale e la dividono tramite appunto il GPS a varie velocità, quindi 6 zone di lavoro, vanno dalla zona 1 alla zona 6. Quella che prendo io diciamo come punto di riferimento è la zona 3, 4 e 5 e 6, che sono le zone di alta intensità e altissima intensità, diciamo quando fanno uno sprint. In base a queste zone c'è un minimo di 750 metri pro capite, insomma a giocatore di zona 3 e 4, e in base ai ruoli vanno, per quanto riguarda la zona 5 e 6, che è la zona insomma di alta intensità, di alta velocità, dai 250 metri per un pilone ai 450-500 per un tre quarti. Nel suo caso stiamo intorno ai 450-500 metri. Quindi David mediamente in una partita percorre 500 metri 500 metri ad altissima intensità, diciamo grande intensità, superati almeno i 25 km/h. Neanche in bicicletta li faccio io, va bene. Chiaramente non sono tantissimi perché comunque il target è differente, però... Certo. Sì. Beh, c'è da perdersi un po' la notte, no, in questi dati? Sì. Ti appassiona più sto aspetto qua, quello di campo?
Allora, se devo dirti... Sei più la nerd o... No, mi piace più il campo, però ti dico la verità, molto spesso io, sì, sto in campo, vedo la partita, ma non vedo tante altre cose, quindi Certo, ho difficoltà, sì, ho un mio pensiero, però molto spesso magari non combacia. E magari avere un dato scientifico, a me piace molto, diciamo, lavorare e ragionare con numeri. Poi se i numeri, diciamo, collimano con quello che è il mio pensiero, meglio ancora, vuol dire che... Però mi aiutano tanto. Hai un altro punto di vista tu rispetto alla partita, cioè tu hai un dettaglio che è completamente diverso rispetto alla media, perché comunque quei dati li hai solo tu e sono dei dati su cui analizzare la performance, che sono dati sensibili, direi. Sì, analizzano quello, analizzano l'intensità, questo tipo di GPS qua hanno diciamo, un algoritmo interno dell'applicazione che ti dà una percentuale di intensità del lavoro. In più calcola quelli che vengono considerati gli sprint effort, cioè quanti sprint, cioè quanti metri fatti ad una certa velocità per un tot di tempo, quindi un tot di metri, e vengono calcolati come numero di sprint. Ora, questa discussione mi appassiona un sacco. Hai qualche... Adesso insomma stiamo parlando un po' a livello televisivo generale, tutti i tifosi, hai qualche chicca vuol dire qualche record, qualche dato abbastanza oltre la media di cui parlare, giusto insomma per far appassionare un po'? C'è qualcuno che ha percorso più di altri in maniera eccezionale o... Che ne so? Allora, sinceramente tutti, indipendentemente dal ruolo, ogni sabato impressionano. Quello che ti posso dire è che dall'inizio dell'anno adesso le performance sono state sempre in crescendo anche rispetto a quelli che erano i target di riferimento. Comunque ho dovuto fare un po' uno studio sui target internazionali di Premiership o Super 15 per avere un'idea. Certo. Allora, ma non perché voglio levare qualcosa a qualcuno, no, tutti. Allora, Edoardo Lupian sicuramente, vedendo un po' i dati, non è una terza linea, nel senso che ha delle performance molto alte per essere una terza linea. Certo. È molto, molto buona. Ecco. È bellissima questa cosa, non tanto di Edo per carità, ma in generale, insomma, sì, è un mondo poi, che non per esempio è domenica lui ha fatto un'ottima prestazione, intorno ai 40 sprint effort, e ne ha fatti 42, insomma, buona intensità. Matteo Ferro ha fatto un'ottima l'ultima, certo. Matteo Ferro ha fatto un'ottima prestazione contro la Lazio, ma ce ne stanno tanti. No, è bellissimo perché Brugnara, Cioffi, cioè tutti Perri, cioè li dovrei nominare tutti. No, la cosa bella è che la tua ottima prestazione è diversa da quello che potrebbe essere diverso, non è detto. Potrebbe succedere che fanno un'ottima prestazione fisica e perdi. Corri a vuoto praticamente, corri male. No, magari ci sono altri aspetti, certo, che sono magari mentali, tecnici, certo, assolutamente, altre variabili, certo, sono tantissime le variabili. Vi confrontate voi a livello, diciamo, a livello di eccellenza? Adesso non voglio dire sminuire, avete una chat che mi sembra veramente ridicolo, però comunque c'è un confronto fra voi colleghi? Guarda, al momento c'è stato poco, devo essere sincero. Tramite una persona mi ha chiesto alcune informazioni, come gestisco per esempio anche la nutrizione rispetto, certo, agli altri preparatori. So che però inizia a esserci un po' di interesse, nel senso che il recupero io gli do un prodotto, utilizzo i gel a fine primo tempo, l'altro preparatore dice no, io preferisco i sali solamente invece che gel o altri tipi di prodotti. Cioè inizia a esserci un interesse, e questo secondo me l'importante è che se ne parli, perché è tutto un mondo da sviluppare, sì, sicuramente. Facciamo una cosa, andiamo a vedere i rumors che arrivano dagli altri campi d'eccellenza e poi ci ritroviamo insieme per l'ultima parte di Rugby House. La Lazio ha il difficile compito di riscattare la prestazione della scorsa settimana contro il Rovigo. 50 punti sono davvero tanti per una squadra che deve e può fare di più. Vero è che c'è stata una reazione da parte dei biancocelesti di Montella in grado di andare a segno 2 volte
contro i bersaglieri, ma la partita di fatto era compromessa. All'Acqua Cetosa arriva il Reggio, probabilmente la squadra più in forma in questo momento, ma è una squadra che è sicuramente all'altezza della squadra biancoceleste, che deve assolutamente fare risultato. Montella sa che queste sono le partite su cui si deve puntare per dare un senso a questa stagione, visto che comunque sia c'è l'assenza delle retrocessioni. Vediamo se quindi la squadra biancoceleste riuscirà davvero a dare il meglio e a dimostrare quello che ha fatto di buono già nel secondo tempo contro il Rovigo. Comincia domenica, giornata 15 di un campionato ormai giunto davvero alle fasi che contano, il trittico della morte che vedrà in sequenza la Lafert affrontare Calvisano, Petrarca e Fiamme Oro. 3 turni che decideranno il destino di un San Donato attualmente quarto, con 7 lunghezze su Viadana quinto e 8 sulle stesse Fiamme Oro, annichilite nella finale di Rovigo del Trofeo Eccellenza ed incappate poi nella pesante sconfitta della scorsa settimana a Padova, che, stando a quanto riportano le cronache ufficiose dell'ambiente romano, ha provocato un vero terremoto, calando su staff e giocatori una pressione pesantissima. Per il 15 di coach Ansel, francamente, il miglior scenario possibile, giunto non casualmente a questo punto della stagione, ma grazie ad un lavoro costante su gioco e mentalità che sembra ora arrivato ad un punto di maturazione decisivo. L'autorità con cui la squadra ha fatta propria la finale del Battaglini è infatti sintomo di un gruppo pronto a giocarsi i propri traguardi, senza dover chiedere nulla a nessuno se non a se stessi. Il test di domenica contro la capolista Patarò, forte del margine sugli inseguitori e di un livello di autostima tale da rendere serena la sfida, dirà molte cose. In caso di successo, playoff ipotecati e carte sul tavolo da giocarsi alla pari con tutti nel doppio impegno di semifinali. In caso di sconfitta, la conferma di non poter alzare il piede dall'acceleratore fino all'ultimo secondo, altro elemento comunque utile per la corsa alla finale scudetto. L'infortunio di Catalan nei minuti finali della finale del trofeo priva lo staff veneziano di uno dei perni fondamentali della splendida stagione fin qui disputata. Assieme a Derbyshire e a Vian, un mix perfetto di talento e cattiveria agonistica che hanno fatto della terza linea spesso il reparto in grado di spostare gli equilibri. In attesa di Crosato, altra sorpresa positivissima impegnato nel 6 Nazioni Under 20, il telaio della Lafert è comunque un telaio che funziona, che Calvisano conosce bene e di cui solo una gara di alto livello dei bresciani potrà venire a capo. A 24 ore da quell'Italia-Scozia a cui tutto il movimento si aggrappa per non precipitare nella depressione più assoluta, una partita che finalmente e a pieno titolo potrà dare un senso alla denominazione di eccellenza del nostro campionato. Squadra in campo alle ore 15 in un Pacifici che si preannuncia tanto pieno quanto caldo. 15ª giornata di eccellenza e crocevia delicatissimo verso i playoff. San Donà, che occupa attualmente il quarto posto, ha infatti guadagnato un tesoretto di 7 punti sulle inseguitrici, ma nel weekend riceverà il Pacifici la capolista Calvisano. Chi potrà approfittarne è proprio Viadana, attualmente quinta in classifica, che riceve le Fiamme Oro e lo Zaffanella in quello che possiamo definire un vero e proprio scontro playoff da dentro fuori. Chi infatti uscirà sconfitto dalla sfida in terra mantovana potrebbe vedere definitivamente compromesse le proprie chance di qualificazione alle semifinali scudetto. Viadana è reduce dalla sconfitta contro Calvisano, con la squadra di coach Pippo Frati che ha tenuto testa ai campioni d'Italia per oltre un'ora, subendo solamente nel finale le 2 mete che hanno consegnato il match ai bresciani, mentre invece le Fiamme Oro di Gianluca Guidi arrivano dalla sconfitta contro il Petrarca. Una sfida, dicevamo, delicatissima e che potrebbe veramente risultare decisiva per le sorti non solo delle due squadre, ma anche dell'intera corsa al quarto posto. Ultima parte di Rugby House, ascoltavamo un po' i rumors che arrivavano dagli altri campi e sicuramente emerge San Donà Calvisano, no David? Una partita che potrebbe dirci qualcosa, anche no, però decisamente è un match di nostro interesse, oltre al fatto di dover sbrigare la pratica a Mogliano. Certo, allora se te la commento da tifoso, Devi? Ovviamente si guarda il risultato degli altri campi perché ovviamente se il lavoro delle altre squadre pecca in qualche giornata noi possiamo solo trarne beneficio. Il campo di San Donà non è un campo facile e San Donà è in una situazione che portando a casa dei punti con Calvisano potrebbe ipotecare la zona playoff al quarto posto, quindi da tifoso io vedo quella partita lì come un possibile ostacolo per Calvisano. Da giocatore ovviamente il mio interesse invece è soltanto Mogliano perché non posso considerare
una defiance dell'altra squadra parte del nostro percorso per arrivare agli obiettivi che ci siamo posti, quindi per noi è Mogliano massimo dei punti. Fermo restando che comunque dobbiamo un po' guardare anche gli altri, perché analizzando il nostro calendario, dovendo giocare sia fuori a Padova sia fuori a Calvisano, se ci fosse qualche aiutino che arriva dagli amici di San Donà non sarebbe male, visto che insomma nel nostro stadio avete vinto anche il trofeo eccellenza e lo sgambetto l'avete fatto anche a noi, sarebbe il caso anche fare qualcun altro. Dicevo David, tra l'altro queste due squadre, Calvisano ma anche il Petrarca, che comunque con noi condividono questa possibilità di primato, hanno la grande capacità di ottenere bonus, riuscire comunque a vincere con i 4 punti in partite difficili. Questo va dato atto loro che è un'ottima caratteristica. Sì, assolutamente, perché se guardi la classifica in base al numero di partite giocate, vinte, pareggiate, perse, ad oggi noi siamo l'unica squadra che ha perso una sola partita, ma siamo dietro di 3 punti, quindi si capisce che tutti questi bonus offensivi, difensivi e quant'altro pesano veramente all'interno di una logica di campionato. Certamente. Allora, come capita ad ogni trasmissione, noi abbiamo dato spazio ai tifosi di fare le domande al nostro ospite, che in questo caso è David. Quindi David, Marco scrive, ciao David, sappiamo che piazzi bene, è un buon piede, ti aspettavi un Mantelli così preciso? Leo alle prime partite di campionato non era nei primi 15 titolari, quindi io ho preso la responsabilità dei piazzati. A me piace, lavoro molto quando devo portare il mio contributo in campo, quindi ovviamente anche la parte dei piazzati era frutto del lavoro. Con la partita con i georgiani, che è stata, penso, se non ricordo male, la prima partita nella quale Leo ha giocato 10, ovviamente ci alleniamo in campo insieme e gli ho detto Leo vai tu ai pali perché penso che sia giusto che il nostro 10 col piede che ha, che sta dimostrando partita dopo partita, metta un mattoncino in più nella sua prestazione, nel suo essere giocatore, perché se Leo gioca bene o qualsiasi componente di questa squadra qua, tutti noi possiamo soltanto giovarne, quindi io sono solo contento che Leo stia piazzando con queste percentuali. Matteo chiede, ciao David, puoi dire che differenza hai trovato tra Mogliano e Rovigo dal campo alla tifoseria, perché no anche dal peso delle maglie? Semplice, no? Sì. Allora, Mogliano, l'obiettivo, quando ho fatto due anni fa parte della squadra, era playoff, quindi giochi un pochino più da outsider. Quando vai a sfidare non hai al 100% la necessità, il dovere di vincere, quindi probabilmente è un pochino più leggero, perché se arriva il buon risultato siamo tutti contenti. Se qualcosa va male con Calvisano, Rovigo o Padova, diciamo che è più facile avere la mentalità lunedì si torna al campo e si lavora per la prossima. E direi che con questa risposta ci ho dato tutto, sia la risposta della maglia che della tifoseria, perché ovviamente il peso è quello lì. Con David ne avevamo parlato inizio trasmissione, lui si era un po' preparato questa risposta perché non poteva essere così preciso, insomma, improvvisando. Poi Giacomo, quando hai indossato la maglia rosso-blu per la prima volta, che emozione hai provato? Ovviamente noi non siamo legati a queste cose, l'emozione, la maglia, sono cose di non poco conto. Certo, assolutamente. Devo dirti che il primo momento è stata la prima partita di campionato, perché è sempre una situazione diversa quando sei in pre-season. Arrivi alla partita del venerdì sera che magari l'ultimo allenamento l'hai fatto il venerdì mattina, quindi è allenamento, sei distrutto, devi
porti avanti un percorso di pre-season. Colpa sua se sei distrutto. No, ma positivamente, perché è parte del pacchetto, certo. Ovviamente. La prima partita a Reggio Emilia è stata speciale, probabilmente però un pochino diversa per me, perché essendo nato a Reggio Emilia, oltre alla maglia c'era anche qualcosina di più. È stata una giornata particolare e non è facile adesso scindere maglia, giocare a Reggio Emilia e darvi un punto di vista mio personale di quello che è stato, perché era un insieme di tutto questo. Certamente. Giuseppe, allora, di David si sa che è un professionista meticoloso, e quanto interessante, bello, piacevole è poter allenare o far crescere ancora di più un giocatore dal profilo di David. Allora, È uno che ti dà soddisfazione? Sì, è facile da un lato e difficile dall'altro, perché comunque uno potrebbe pensare, vabbè, è più facile, è professionista, è più allenato, no. È più difficile perché diciamo, le esigenze sono magari differenti, è comunque bello perché è più stimolante, non è più stimolante, non più stimolante, è stimolante. Lavorare su magari accortezze, piccolezze, quelli che noi chiamiamo dettagli differenti. Perché sicuramente David è un po' un prototipo dell'atleta, no? Insomma, non è che... Sì. E quindi sicuramente non dico che ti mette in discussione, però sicuramente ti fa lavorare. A me è bello perché è capitato qualche volta, magari uno lo sa, però magari qualche domanda, qualcosa che ti mette in discussione e dici, però, nel senso, devo magari lavorare più su questo, devo vedere più quest'altro aspetto, vedi, non avevo pensato a quell'aspetto di dettaglio che magari sorvoli o non ci pensi, magari te lo fa notare. Certo, tra l'altro devo dirti, ti devo ringraziare perché David è molto bravo anche come cameriere, sa giostrare molto bene all'interno del ristorante. Lì il GPS non ce l'avevo, Giuseppe, devo dire, non so. Correva molto, è stata una felicità generale, per cui insomma è andata bene anche da questo punto di vista. Ovviamente stiamo menzionando la convention, la festa delle donne organizzata a Rugby Rovigo la settimana scorsa, che è andata molto bene. David, mi sembra che sia andata bene, no? Alla fine sì. È stata una serata un po' sui generis. Sì, assolutamente, è stata una bella serata, insieme anche agli altri 6-7 ragazzi che c'erano, è stato piacevole, era ben organizzata, abbiamo provato a immedesimarci in un altro mestiere, quindi ci ha fatto piacere, assolutamente. Ecco, tra l'altro è andata bene la serata perché probabilmente mancava un tuo amico, Rodigino, con cui hai legato abbastanza, so che adesso lui è a Treviso, è stato dicendo Bibi Quaglio, è vero di una vostra amicizia, un vostro bel rapporto? Sì, Bibi... Se c'era Bibi non andava a finire così. Bibi lo sento spesso perché a volte lo prendo in giro che gli dico che è come il prezzemolo, perché ovunque metti una foto, un messaggio a notizie da qualcuno, lui si fa sempre sentire, quindi non lo perdiamo mai di vista assolutamente. Ecco, allora a proposito di eventi collaterali, lunedì è stato presentato il camp del Family CZ Rugby Rovigo Delta, insieme ovviamente ai giocatori, allo staff della prima squadra e di tutti, insomma, le giovanili, questa opportunità di far vivere insieme una settimana ai nostri ragazzi, ai nostri futuri bersaglieri, ma anche a tutti coloro che fossero interessati, dal 25 al 29 giugno. Per avere informazioni il sito rugbyrovigodelta.it, un camp oltre al rugby, facciamo anche judo, box, atletica, piscina, barbecue finale con tutta la famiglia, insomma un momento di condivisione. Ma se parliamo di condivisione, il momento più importante dell'estate post-season, perché si sa che insomma, fino a maggio il focus è da una parte, è il festival, Rovigo Rugby Festival, 2 e 3 giugno,
questo grande appuntamento che la Rugby Rovigo Delta ha voluto proporre con un torneo 7 internazionale all'interno, con vari contenuti collaterali. Come contenuti abbiamo il clinic di Andy Wilk sul 7, abbiamo un clinic di Erika Quaglio, Coach the Coach, abbiamo un incontro in cui si parlerà di rugby e comunicazione, c'è un torneo 7 internazionale preceduto da un torneo 7 under 14 under 16 a livello italiano. È ovvio che il momento più importante è proprio la domenica 3 con questo 7, le quali squadre insomma, che hanno già dato la conferma sono l'Italia con 2 rappresentative, la nazionale spagnola, la nazionale inglese, la nazionale svedese, la Benetton Treviso, ovviamente noi della FMCZ Rugby Rovigo Delta, i Dogi, per cui insomma un grande momento di rugby in cui si coniuga il mood del 7, che è un mood festaiolo, un mood insomma, di divertimento, all'estate, chiamiamolo anche primavera rossoblu, che qui a Rovigo risuona sempre bene, al divertimento e allo spettacolo. Questi sono un po' i punti fissi del post-season, io ve li ho detti come classico concetto save the date. Nel frattempo, passo indietro, focus fra 3 giorni, non 2 giorni. 3 giorni, Stadio Mario Battaglini, ore 15, FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Mogliano. Giuseppe, grazie mille di essere stato con noi. Una qualche notte che sono insonne ti chiamo e mi presenti tutti sti dati, mi intrippo anch'io così imparo qualcosa di più. Va bene, grazie mille, grazie Andrea. Grazie. David, grazie mille della tua presenza. Grazie a voi, grazie a voi. E noi ci vediamo domenica sugli spalti dello stadio Mario Battaglini. Buonanotte.